Un arresto e 5 denunce in 48 ore è un fronte vasto e sempre aperto, quello del contrasto allo spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato un 22enne per simulazione di reato e procurato allarme. Per comprarsi la droga aveva venduto il telefono e lo smartwatch, denunciando poi ai carabinieri di essere stato rapinato a Mestre da dei nordafricani. Una versione presto smontata dai militari. A Castelfranco, sempre gli uomini dell'Arma sono stati costretti all'inseguimento di un 31enne e un 32enne marocchini che hanno tentato in tutti i modi a bordo di un'auto di eludere i controlli. Il 31enne con lo stupefacente è stato arrestato. Mentre il conducente del veicolo è stato deferito in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale. L'arrestato è stato trovato in possesso di 11 grammi circa di cocaina divisi in 2 involucri, oltre a materiale vario per il confezionamento e la pesatura della droga. A Vedelago nei guai è finito un 26enne di Bassano del Grappa. Trovato in possesso di 5 grammi di hashish destinati allo spaccio nella zona di Vedelago, oltre a segnalare amministrativamente quali assuntori altri 2 coetanei, sempre della zona di Bassano del Grappa, trovati in possesso di una modica quantità di marijuana. Denunciati infine per stupefacenti anche un 19enne di Casale sul Sile e un nigeriano di 34 anni, sorpreso a Spresiano a cedere 2 dosi di cocaina a una 38enne.